Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera abbiamo un'amica, una docente della Libera Università. Ciao Giulia, grazie per essere con noi. Grazie a te per avermi invitata e ciao a Ma tutti. il motivo per il quale Giulia è stata invitata è perché, nonostante noi della Libera Università non facciamo previsioni astrologiche, ma usiamo l'astrologia come uno strumento di conoscenza, diciamo, è un'astrologia più psicologica, più karmica, se vogliamo, è un'astrologia che ci serva per conoscere noi stessi, gli altri e quindi migliorare le nostre relazioni. Questo, per esempio, nella nuova pedagogia è fondamentale, perché se un insegnante conosce almeno gli archetipi astrologici e conosce il segno dei bambini, riesce a muoversi con tutto un altro atteggiamento. Ma ti ho invitato, cara Giulia, perché noi astrologhe poi non lo facciamo apertamente, ma stiamo sempre a chiacchierare su ma questi transiti l'anno prossimo, perché ovviamente per esempio un tipo di astrologia che io adoro è l'astrologia mondiale, perché si è visto spesso, no, il riferimento che certi transiti in certi pianeti portano dei cambiamenti a livello, diciamo, del pianeta, dell'umanità. Io lascerei la parola a te se vuoi iniziare tu con a darci qualche pillola insomma, delle cose che ti frullano rispetto ai transiti del prossimo anno. Perfetto, grazie Adele. Hai detto cose molto interessanti. Anche l'astrologia mondiale è veramente molto utile per capire il contesto nel quale ci muoviamo. In realtà i transiti di quest'anno saranno prepotentemente a livello proprio di collettivo. Quindi ci sarà un impatto del collettivo sul nostro personale. Questo è già stato negli anni precedenti, ci hanno già preparato in un certo senso a queste sollecitazioni interne. Quest'anno lo sarà in modo diverso sicuramente, ma saremo ancora chiamati a riflettere su tematiche collettive, quindi noi nel mondo, ovviamente anche a livello personale, quindi che impatto hanno soprattutto delle dinamiche di trasformazione, rivoluzione e anche la tematica della spiritualità è ancora molto presente nelle nostre vite, come partecipare attivamente nel collettivo per un cambiamento positivo è importante proprio per la salute anche emotiva dell'individuo stesso. Quindi perché vi dico questo? Perché in astrologia i pianeti lenti, quindi i pianeti che sono dopo Saturno, che non sono visibili a occhio nudo, sono i pianeti chiamati appunto generazionali o transsaturniani. Quindi sono pianeti che lavorano appunto a livello collettivo. Perché? Perché sono molto lenti, essendo più distanti dal Sole, rispetto a un Mercurio, Venere, Luna, Giove, che sono invece personali, quindi rappresentano più la psiche e quindi l'anima individuale che appunto si evolve. Quindi quest'anno, soprattutto da giugno, luglio, agosto, soprattutto agosto sarà il mese più di rivalutazione di alcune, diciamo così, aree della vita, ma già da appunto giugno avremo molti pianeti in retrogradazione. Cosa vuol dire? Appunto, noi astrologhe diciamo, come saranno queste retrogradazioni? Ma Mercurio torna indietro. Cosa sono queste retrogradazioni? In realtà sono moti apparenti, no? Questo moto del pianeta che sembra andare all'indietro. In realtà ovviamente non ci va, è come quando siamo su un'Italo ad alta velocità e di fianco abbiamo un Frecciarossa o un regionale. Va nella stessa direzione ma sembra andare all'indietro perché è più lento. Chiaro. E quindi la retrogradazione rappresenta che cosa? Dal punto di vista terrestre, la visione di questo pianeta che va all'indietro. In realtà è semplicemente più lento perché è più lontano e dal nostro punto di vista sembra che vada all'indietro. A livello di anima e quindi di psiche, visto che appunto l'astrologia che noi trattiamo è di tipo più psicologico, interiore e evolutivo, rappresenta una rivalutazione, una revisione di appunto delle tematiche, ripeto, che sono a livello collettivo ma che influenzano per forza l'essere umano nella sua individualità. E questo soprattutto da fine estate in poi. Quindi abbiamo la prima parte dell'anno che va abbastanza liscia, nel senso che abbiamo qualche pianetino in retrogradazione che è normale, perché Mercurio, per esempio, essendo molto veloce, sarà retrogradazione ad aprile, poi il 16 maggio si sblocca di nuovo. Ci sarà un'altra retrogradazione di Mercurio. Cosa vuol dire quando Mercurio è retrogrado? Andiamo a rivedere, andiamo a ripensare, a rivalutare
anche il rapporto con il nostro bambino interiore. Visto che parliamo di nuova pedagogia, in realtà sono gli adulti che devono imparare a essere in dialogo, no, col bambino Esatto. interiore. Esatto. E questo porta a una nuova pedagogia, perché se noi non siamo in contatto con le nostre memorie e il nostro vissuto e il nostro emotivo che Mercurio ci porta, perché comunque Mercurio è vero, è la comunicazione, però è la comunicazione in questo caso con l'interno. Quando va in retrogradazione ci dice rifletti, comunica con te quelle parti che magari hai lasciato un po' indietro. Quindi avremo aprile, maggio e agosto e settembre, e poi dicembre con questo Mercurio che quindi ci porterà a riflettere un pochino di più su alcune tematiche anche riguardanti proprio il nostro valore personale. Poi Adele sa che io faccio astrologia dei 13 segni siderale, quindi io non vi do delle informazioni, diciamo, alternative rispetto a quelle che trovate in Ma giro. meno male, noi vogliamo dare altri punti di vista, diciamo. Questa è proprio una nostra caratteristica. Infatti, Allora, anticipiamolo, tu adesso il 2 di febbraio inizierai questo percorso in 12 incontri in cui ci spiegherai una lettura basica della Carta del Cielo, che è molto importante per noi che studiamo anche le energie sottili. Ma poi è in previsione un corso, ormai nel 2024, in cui ci parlerai dell'astrologia vedica, cioè quella che tiene conto della precessione degli equinozi, quindi ancora un ulteriore approfondimento. Per cui prego Giulia, dacci già qualche input con questa tua lettura divergente. yes, ve lo do subito. Allora, abbiamo, rispetto a quello che appunto ci viene un po' raccontato, a parte che volevo dire una cosa importante sul nuovo anno, che rispetto appunto a ciò che troviamo in generale, quindi quella che noi chiamiamo astrologia tropicale, quella che ci viene propinata da 2000 anni a questa parte, in cui troviamo praticamente tutte le informazioni anche su internet, voi trovate tutto in astrologia tropicale, a meno che voi non cerchiate appunto astrologia siderale o astrologia vedica. Allora lì trovate i calcoli con la precessione equinoziale, appunto, che è importante. Cosa significa? Precessione equinoziale che il 20 di marzo, il 21, il 20 di marzo, all'equinozio di primavera, il Sole non sorge nella costellazione dell'Ariete, ma è 25 gradi meno, cioè nella costellazione del Pesci. Tra l'altro, ogni 72 anni si torna indietro di un grado. Quindi tutti noi siamo in un segno praticamente meno, in tutto Sole, Luna, ascendente. A volte mi chiedono, no, Adele, ma quindi io se divento così mio ascendente cambia? Io, certo, tutta la carta del cielo cambia, astrologia vedica. Nella mia carta invece sono ancora Cancro come ascendente perché 25 gradi sono all'inizio del Cancro. Esatto, questo è molto interessante. Comunque ci sono alcuni archetipi che rimangono e anche se cambiano, perché possono anche cambiare per alcune persone, è interessante vedere come magari per tutta la vita ci siamo dati una certa etichetta, no? O ci siamo voluti anche un po' riconoscere e giustificare, no? In quell'archetipo. In realtà quando scopriamo che ce ne sono altri e li approfondiamo, è bellissimo perché ti spieghi anche tante cose di te che magari davi per scontato in un modo, ma poi ne vedi una sfaccettatura diversa. Quindi è un po' come sempre questi strati di cipolla, no? Che andiamo sempre a sfogliare per poi trovare il cuore. Però tornando ai nostri transiti, allora abbiamo per esempio, come ti dicevo e come vi dicevo, queste retrogradazioni, quindi questi moti retrogradi che sono quelli che condizionano l'anno. Infatti quando si fanno previsioni astrologiche personali anche del tema natale, si guardano quelli che vengono chiamati appunto i transiti sul tema. Quindi un'astrologia di previsione globale la possiamo fare fino a un certo punto, poi chi è interessato si fa il suo bel tema natale con i suoi bei transiti e si vede nella sua carta del cielo cosa succede, che applicazioni ci sono. Però, per esempio, a livello di astrologia siderale, Giove inizia l'anno, che è il pianeta dell'espansione, nel segno del pesci, ma entra in Ariete, in astrologia siderale, il 12 maggio. Quindi avremo già un cambiamento a maggio dell'espansione che dal pesci, quindi dà un po' l'indifferenziato e a volte anche un po' il confuso, perché il pesce è meraviglioso, è un archetipo che ci parla di collettività, di comunione, no? Va oltre la comunicazione dell'acquario, entra proprio nella comunione, entra nell'Ariete, quindi vuol dire che ci sprona a trovare strade nuove questo Giove. Poi diventerà retrogrado, nel senso che
appunto inizierà il suo moto all'indietro il 4 settembre. Quindi diciamo che da maggio a settembre abbiamo una bella finestra, primavera e estate, di espansione di che cosa? Di tutto quello che riguarda il nostro guerriero interiore e anche tutto quello che è il cambiamento. Ci viene chiesto assolutamente di iniziare strade nuove, di non aver paura, di non temere, di essere proprio come queste teste d'ariete che vanno e spaccano tutti i muri vecchi come il cucco, o almeno fanno qualche crepa. Quindi inizia poi la sua retrogradazione, torna indietro fino per esempio al 31 dicembre, cioè avremo Giove poi in retrogradazione. Cosa vuol dire? Che la prima parte dell'anno ci sarà sicuramente un aiuto, un sostegno energetico all'aprire, ad andare oltre i nostri confini. Dopo ci verrà richiesto di esplorare nuovamente, è come un po' ritornare nel dentro di noi ed espanderci dentro. Quindi l'espansione è sicuramente in due sensi. È come il respiro, no? Noi ci espandiamo verso Esattamente, mi hai fatto venire in mente l'inspiro e l'espiro, insomma. eh sì, anche perché per andar fuori, per avere l'energia per uscire nel mondo, dobbiamo comunque incubare in qualche modo. Quindi, per chi di noi, per esempio, è nato con pianeti retrogradi, per alcune persone, in alcune letture, no, ti viene detto, pianeti retrogradi, ma brutta cosa. No, bellissima, semplicemente agiscono all'interno. Quindi cosa vuol dire? Che sia Giove, sia Saturno, le strutture sociali, anche Saturno entra in retrogradazione proprio poi in autunno, ci raccontano sempre di come ristrutturarci. Quindi sarà un anno questo in cui da metà anno in poi ce ne avremo di lavoro da fare. Quindi ragazzi, Lo possiamo chiamare l'anno della ristrutturazione? assolutamente, assolutamente, ma di tutto. Quindi è come se aprissimo delle stanze all'interno di noi che ci parlano di appunto scopri nuove parti di te e mettile al servizio del collettivo. Per questo ti dicevo soprattutto che i temi del collettivo sono importanti quest'anno, perché quello che facciamo per noi stessi, noi lo stavamo facendo anche per tutti i nostri fratelli e sorelle che sono nel pianeta e su altri pianeti pure. Quindi è un anno di ristrutturazione, ma anche, almeno quello che posso portare io come sensazione, forse di un freno che in realtà ci fa riflettere sulle cose importanti della vita. Abbiamo bisogno di certi segnali. Infatti io penso sempre che in qualsiasi situazione dipende da come la guardi. Può essere un problema, può essere un'opportunità. E la stessa cosa che dico sempre ai miei allievi di astrologia, sai che adesso il 3 gennaio parte il mio laboratorio di astrologia sugli archetipi, è quello che gli astri ci mandano, diciamo, delle influenze, delle agevolazioni o dei freni. Poi sta a noi coglierli. Quindi Esatto. siamo sempre noi quelli che alla fine decidiamo, col nostro libero arbitrio, se prendere quell'opportunità o posporla in un altro periodo, per esempio. È verissimo. Una nota che volevo comunque dirvi, perché ho parlato solo di Giove, ma voglio essere, diciamo, veloce, ma raccontarvi anche gli altri. Quindi Giove è l'espansione, Saturno, che appunto è il grande ristrutturatore, restauratore, per astrologia tropicale classica e in pesci in realtà lavora nel segno dell'Acquario, quindi avremo un anno, cioè da metà anno in poi, da giugno in poi, dove l'importanza, ripeto, del collettivo di trovare nuove strutture, di trovare nuovi modi di aggregarsi, di trovare nuove leggi, tra virgolette, intese come scambi, intese come uguaglianza, no? Saturno è l'energia della bilancia anche esaltata, quindi la giustizia per tutti. Saturno, quando è in retrogradazione, a volte io dico sempre che bisogna stare attenti alle dinamiche di potere, perché sia Saturno che Plutone quest'anno sono retrogradi in inverno, in autunno-inverno, e Plutone non è in Capricorno, bensì in Sagittario. Il Sagittario sappiamo che è legato alla maestria, all'occulto, alle leggi di natura, ma anche alla manipolazione. Quindi, ecco, l'unico appunto che io faccio in questo senso per quest'anno che viene è sempre ricondurci alla nostra verità interiore. Quindi riconoscere come il maestro, prima di tutto, è il nostro cuore, perché Plutone in Sagittario è tanto legato anche alla manipolazione attraverso l'occulto, ok? Quindi
magari maestri che sembrano una cosa poi non la sono. Perché? Perché in realtà ci serve, come dici sempre tu, la nostra volontà è: voglio cogliere questo segnale che la mia anima mi sta dando, lo ascolto o non lo ascolto? Quindi scelgo di fare una cosa o scelgo di sottostare a un'altra. Quindi quest'anno è anche molto importante la riflessione sul potere personale o anche sulla potenza, cioè rendersi conto che siamo veramente qui come trasformatori di energia, come fratelli e sorelle che evolvono insieme, e di ricordarci della nostra vera natura e della nostra vera voce interiore, che non c'è nessuno che ce la può vendere, la nostra voce interiore, nessun corso, nessuna lettura, ma praticare è importante. Questo è anche un anno in cui le eclissi che ci saranno ci ricordano di mettere le cose al loro posto, di dare un nome alle cose e di imparare a fluire mentre diamo un nome alle cose. Quindi di non eccedere nell'iperperfezionismo e neanche nel lasciarsi andare completamente alla vita, ma avere un giusto equilibrio tra stare nel flusso, perché le eclissi saranno in Pesci, Vergine e anche un po', poi ce ne sarà una in Ariete, stare nel giusto flusso del Pesci, ma anche col giusto discernimento della Vergine. Quindi c'è questo lavoro tra anche straordinario e ordinario, voce dello spirito e bisogni del corpo fisico, quotidiano e giornate scandite con un ritmo che in realtà ci riporta al nostro ritmo sacro. Quindi vediamo come siamo proprio belli, come dire, irrorati da questi elementi transpersonali che però ci aiutano a ritrovare alla fine la nostra vera maestria. Quindi è un anno di riflessioni, ma secondo me di grandi rivelazioni. Veramente una bella riflessione. Io ti ringrazio tanto, Giulia. Non vedo Grazie. l'ora di farti conoscere e insomma sperimentare con te quest'anno che trascorreremo insieme per questa lettura della Carta del Cielo. E ringrazio tutti voi che ci avete sentito chiacchierare di questi argomenti che apparentemente non c'entrano con la pedagogia, ma secondo noi c'entrano tantissimo perché, ripeto, se gli insegnanti e i genitori conoscessero gli archetipi fino in fondo dei loro bambini, saprebbero come prenderli del verso giusto, ecco, è un bel aiuto. Detto questo, grazie Giulia, buon Capodanno, diciamo, transizione in quest'anno che verrà e ci vediamo presto. Alla prossima, arrivederci.